Buongiorno a tutti e bentrovati con un nuovo appuntamento della rubrica dedicata alle interviste. Chi ci guarda molto probabilmente avrà già riconosciuto l'ospite di oggi. Abbiamo qui con noi il fisico e meteorologo del centro Valanghe di Arabba, ARPAV Veneto, Thierry Robert Luciani, che abbiamo invitato per parlare e ripercorrere quei difficilissimi, complessi e tragici momenti che hanno anticipato la tempesta Vaia un anno fa, quasi un anno fa. Ormai oggi siamo al 24 di ottobre, le giornate più critiche dello scorso anno sono state quelle fra il 27 e il 29 ottobre, e Luciani ha seguito da vicino prima tutto l'aspetto legato alle previsioni appunto meteo relative a quelle giornate, all'ondata di maltempo che stava arrivando, e poi è stato presente anche al centro di coordinamento soccorsi all'aeroporto di Belluno per, diciamo, Esatto. analizzare mappe, prospettare scenari. Ma lasciamo spiegare a lei, che le chiediamo di ripercorrere appunto quei momenti, e grazie di essere qui, di aver accettato No, no, l'invito. grazie a voi di accogliermi qui. Allora, tutto è partito in realtà boh, il 27 mattina, ma un po' Sì, prima, perché abbiamo avuto una settimana particolare, ero reperibile e abbiamo avuto un evento di Favogno, credo uno dei più spiccati autunnali, il 24, con delle sì. temperature record. Se ricordo bene abbiamo avuto 29,9 a Belluno, 31 gradi a Feltre e dei venti molto molto intensi sulle Dolomiti. Alcune vallate hanno superato comunque gli 80-100 km all'ora, zero termico a quasi 5.000 metri, quindi un evento di fön particolare, e poi si è scatenato l'incendio sulle palle di San Lucano. Che era E ho proprio avuto oggi, un anno fa. la possibilità quindi di recarmi alle riunioni tecniche e di incontrare il prefetto della provincia di Belluno, Francesco Esposito, e, esponendo, perché io dovevo fare delle previsioni sia su i fumi, dove andavano, quindi perché dovevamo a livello di ARPA monitorare un po' la qualità dell'aria, quindi con la responsabile del servizio della qualità dell'aria di Belluno, che era Anna Favero, abbiamo avuto dei rapporti in modo tale da definire dove ubicare le stazioni di monitoraggio, e quindi questo era un primo aspetto. Poi dopo ci sono state le riunioni per sapere se potessero volare o meno i Canadair, Sì. gli elicotteri, nessun problema. E lì sono stato a queste riunioni e ho avuto dei rapporti soprattutto più con il vice prefetto e il problema era ma quando si spegnerà questo incendio? E lì, come ero di turno meteo, la seconda sera, il giovedì sera, ho detto guardate, il problema non si ponerà più da sabato in poi, perché stanno venendo delle piogge anche molto cospicue. Queste piogge sono apparse subito sui modelli, ma già 48 ore prima. Ma non è tanto questo, è che il venerdì ero di turno e mi ricordo di aver guardato i moti verticali. I moti verticali sono le ascendenze, quelle che alimentano realmente l'intensità della fenomenologia. La dinamica atmosferica è molto importante. E ricordo di aver guardato i valori e avevo 580 pascal secondo, vuol dire delle velocità che in 24 anni di esperienza meteo non avevo mai Non avevo mai visto. riscontrato. Quindi mi sono permesso di telefonare al direttore della sicurezza del territorio, del DERST, che era Alberto Lucchetta, per dirgli guarda, io sto vedendo sulle carte delle cose che non ho mai viste. E lui a quel punto mi ha detto, vabbè, aspettiamo la modellistica di domani e tu mi farai sapere entro le 10 se le velocità verticali sono le stesse, perché comunque i modelli mi davano 3, 4, 500 millimetri di acqua su 3 giorni. E ho detto sì, cioè per lunedì sera c'è il passaggio del fronte e c'è una dinamica che io non ho mai visto. E allora lì si è deciso a livello regionale di vedere con, diciamo, l'assessore alla protezione civile, di vedere col capo della protezione civile, di Sì, radunare i prefetti. C'è stata una riunione eccezionale con già delle decisioni per la provincia di Belluno di chiudere le scuole il sì, lunedì sì. 29.
È cominciato a piovere il sabato mattina verso le 7 e subito con l'effetto stau, sollevamento forzato di tipo orografico, abbiamo visto che le piogge erano veramente significative. Tanto è vero che il sabato sulle Dolomiti meridionali stavamo già sfiorando i 150-200 mm di cumulo. La Val di Zoldo, il Basso Agordino, quindi anche la zona di Taibon che era già stata martoriata dall'incendio. con l'incendio, cominciavamo a avere delle colate detritiche. Il maltempo è perdurato nella notte fra il sabato e la domenica prestissimo la mattina abbiamo cominciato ad avere dei problemi sulla viabilità, con diciamo delle collate, dei piccoli smottamenti, tutto quanto, però cioè, alla fine la zona del Cadore, la zona del Comelico, l'Agordino, il Passo Duran, il Passo Staulanza, tutta la zona di Sant'Andrea, quindi di Gosaldo, boh, erano delle zone quasi inaccessibili sia per il Cereda sia per altre vie. Quindi la montagna veneta, almeno la zona dolomitica, diventava una zona completamente isolata. La grossa fortuna nella prima fase è che la domenica sera c'è stata una pausa. Sì. Attorno alle 18-20 ci sono state delle schiarite, aveva smesso di piovere e questo ha generato comunque qualche tensione a livello comunque della sala operativa perché sembrava che la fase Più critica, acuta, più acuta. critica, l'apice del maltempo fosse passato. In realtà i modelli mi facevano capire che la fase più intensa di maltempo sarebbe stato il lunedì pomeriggio e soprattutto la sera col passaggio dei due fronti e la maggiore vicinanza della depressione. Allora, tutto questo fa sì che abbiamo avuto due riunioni sia con la protezione civile sia con l'ingegnere Bottacin che è il responsabile della protezione civile regionale, del prefetto, del questore, poi del servizio meteo, perché io sono stato distaccato dalla reperibilità la Sì. domenica alle 13 pur di affiancare realmente tutto l'apparecchio, protezione civile, provincia e così via, in modo tale da essere ascoltato direttamente da chi doveva decidere. Compito che è un po' complicato perché, come l'ho fatto sapere dopo, quando è venuto il Presidente della Repubblica Sì, Mattarella, sì, l'importanza del connubio fra chi sa e chi deve decidere. E lì certo, non sono, come dire, delle mail, non sono fax, lì bisogna che ci sia un rapporto interpersonale certo. molto stretto perché è molto delicato. Allora, il lunedì mattina c'è stata una prima riunione in cui si chiedeva se realmente il maltempo sarebbe ripreso intensamente nel pomeriggio. E lì un po' di tensione perché comunque il tempo era leggermente migliorato, c'era questo intervallo di variabilità e durante questa prima riunione io ho fatto un piccolo esposto dicendo, beh comunque se il territorio deve collassare sarà stasera per fenomeni particolarmente Particolarmente intensi. intensi. E quindi io ho visto la tensione da parte di tutto, a un certo momento le persone che dovevano decidere mi hanno chiesto di isolarmi e di riflettere per un'ora prima di avere una seconda riunione verso le 9 del mattino. Alle 9 del mattino io ho semplicemente confermato che vedevo l'apice del maltempo sia per l'intensità delle piogge sia per i problemi legati quindi alle celle temporalesche e ai venti nella serata del lunedì. Del Poi lunedì. è quello che si è verificato, ma credo che la decisione è stata presa perché a un certo momento da parte del prefetto e da parte dell'assessore regionale alla protezione civile c'è stata una richiesta, ma realmente cosa sta per accadere? E non sapevo come spiegarlo e Mm. quindi sono andato su internet, ho trovato un filmino e ho fatto E ha vedere il fatto vedere. filmino dei downburst. I downburst sono queste raffiche catabatiche di una violenza inverosimile. Quando hanno visto questo, subito la decisione è stata presa. Oltre alla chiusura delle scuole, alle ore 13 del lunedì, di chiudere eh,
le fabbriche, Sì, quindi tutte le zone industriali, di mandare tutti a casa, quindi era stata, diciamo, allertata la Confindustria e oltre a questo anche la pubblica anche la amministrazione. pubblica E amministrazione. poi, ovviamente, allora l'aspetto molto delicato per un previsore è che comunque non c'è mai certezza, sono sempre delle previsioni e comunque di a un certo momento nella propria incertezza convincere le persone a decidere e Certo, lì io sono felice che almeno 2 o 3 persone sono state convinte per prendere le le decisioni decisioni, giuste. certo. Ehm, questo evento meteorologico è stato definito in molti modi, c'è chi ha parlato di tempesta, chi ha parlato di uragano, ma in realtà ci sono stati diversi fattori che messi insieme hanno È provocato. una, Se lei dovesse descrivere io quello che è direi una accaduto, fortissima, una profonda depressione extratropicale che io chiamerei semplicemente una tempesta delle latitudini medie, con degli effetti locali che sono legati un po' all'orografia, perché il vento di per sé era intenso, cioè nella libera atmosfera attorno ai 1000-1500 metri. Sull'Alto Adriatico, nella libera atmosfera, avevamo dei venti tempestosi dell'ordine di 140-150 km all'ora fra direi le 18 UTC attorno alle 20, quindi questi venti laminari molto intensi, quando poi hanno incontrato la montagna, abbiamo delle valli con restringimento, c'è stato certo, incanalamento del vento, poi se mettiamo nel flusso laminare tutti i fenomeni catabatici, venti di discesa legati alla natura del fronte, perché si trattava comunque di un anafront, vuol dire che avevamo ancora della fenomenologia con del sollevamento nella libera atmosfera oltre i 3000 metri, quindi fenomeni temporaleschi e nello stesso momento c'era l'incunearsi molto violento dell'aria fredda nei bassi strati. Quindi è una concomitanza di elementi, un flusso laminare scirocale intenso, molto intenso, credo il più intenso che io abbia visto in 25 anni. Oltre a questo avevamo la natura del fronte, che era un anafront, quindi fenomeni che perduravano dopo il passaggio del fronte al suolo, venti di caduta legati alla situazione e alla natura del fronte e venti di caduta legati alle celle temporalesche. È stata la concomitanza di tutti di questi tutti questi elementi, elementi. perché altre tempeste potevano essere più o meno della stessa violenza, però non avevamo la concomitanza dei fenomeni e quindi alla fine non hanno lasciato tracce, se non diciamo in modo sporadico sulla nostra montagna, perché comunque abbiamo avuto anche degli schianti di alberi in altre situazioni, ma non a questo livello. La scala qui ha superato tutto quello che pensavamo noi e io stesso sono rimasto interdetto in Certo. quanto quando ho potuto poi verificare di persona sapevo che c'erano dei rischi a livello di downburst, di downswatch, che sono fenomeni particolari con effetti rotori, ma non a questo Non livello. a questi livelli. Ha fatto riferimento più volte, ha puntato l'attenzione sull'importanza di lavorare in modo sinergico. Sì, Credo che in questo caso ci sia stata questa sinergia perché se i suoi interventi, le sue previsioni non fossero state ascoltate e il prefetto non avesse poi agito di conseguenza decidendo di chiudere le scuole, se non ci fosse stato questo lavoro, insomma, di rete, probabilmente le conseguenze per le persone sarebbero state peggiori. sì, senz'altro, cioè io sono felice che qualcuno abbia ascoltato chi, perché poi questo genera anche una specie di situazione molto particolare. Il previsore davanti ai suoi modelli fa un bollettino che generalmente è relativamente generico, non è detto che sia percepito nel modo giusto, quindi c'è anche questo rischio. Lì il confronto fra persone mette anche il previsore in una specie di attenzione particolare, quindi la maggiore percezione che deve essere trovata da chi ascolta manda il previsore in una specie di stato trascendentale, cioè non lo Mm, so, io mi sono sentito spinto a dover superare me stesso, cosa che non sarebbe accaduto se fossi stato fra le quattro mura del centro Valanghe. certo. Quindi senz'altro
c'è una prassi che non esisteva, previsore che poi incontra chi deve decidere, perché a livello regionale c'è la previsione quando poi ci sono diciamo delle allerte va al centro funzionale centrato, quindi il CFD, che poi alla fine è collegato alla protezione civile, quindi Sì, c'è tutto questo iter e funziona. Però io trovo che in determinate situazioni con un rischio veramente maggiore, quando siamo a questi livelli di allertamento con la fase 5, quindi la più elevata, credo che sia 4 in Italia in realtà, è importante che ci sia un rapporto diretto fra chi decide e il previsore stesso. Perché poi alla fine abbiamo fatto questo in gruppo, io quando sono stato distaccato alla sala operativa, sì, ovviamente il mio collega Gianni Marigo, lui si è ritrovato a fare previsione, eravamo in collegamento quasi certo, permanente, io gli certo. dicevo guarda questo tipo di parametro, cosa ti dice Arpege, cosa ti dice Aladdin, cosa ti dice il GFS, il modello europeo, quindi lui guardava, abbiamo una piattaforma operativa e poi i messaggi passavano oralmente o lui mi mandava anche delle carte direttamente sul computer, avevo il portatile, quindi questa interpretazione, perché la difficoltà è che noi non possiamo far venire le persone al centro valanghe, quindi tocca a un previsore spostarsi e Spostarsi, venire uscire. incontro verso chi deve decidere. Io in realtà c'è nessuna bravura da parte mia, io ho soltanto fatto il mio mestiere e poi qualcuno ha saputo cogliere, diciamo, la criticità meglio di quanto l'avrei fatto io stesso, cioè, quindi è stato qualcosa di molto particolare e credo che a monte le due riunioni tecniche di Taibon hanno creato una specie di feeling Sì, fra le persone che sì, dopo protezione civile, l'assessore all'ambiente, alla protezione civile il prefetto stesso, ma anche il viceprefetto, tutte queste persone alla fine si è creato una specie di connubio di che è stato connubio, utile che ha avuto un per... ruolo Sì. molto importante. Mm. E qual è stato il suo stato d'animo in quelle giornate? Perché penso che sia stato anche emotivamente Ah pesante sì, gestire una situazione terribilmente. di questo tipo, di questa Nel senso portata. che c'è un'enorme responsabilità di fronte a delle situazioni di questo tipo quando sono così severe, perché comunque c'è la paura di vedere il territorio realmente subire delle ferite. Quindi io ero preoccupato per l'intensità delle piogge in una prima fase, perché ho detto sia all'interno, perché una perturbazione è qualcosa di molto complesso, ci sono dei momenti di precipitazioni intense, delle pause e così via. Io vedevo tre fasi di sollevamento, sabato sera, la domenica mattina e poi il lunedì pomeriggio, e soprattutto mi stavo chiedendo come il territorio, perché non si vedeva tutta questa pausa iniziale fra Sì, domenica sera e lunedì mattina, come avrebbe assorbito l'ultima fase molto intensa, perché comunque su certi settori delle Dolomiti il lunedì fra le 12 e mezzanotte sono caduti anche più di 200 mm, da assorbire dopo 400 mm, 300 mm caduti fra il sabato e la domenica, quindi come reagisce il territorio? Quindi c'era anche questa preoccupazione fra certo. smottamenti, fra lave torrenziali e così via. In che stato? E poi dopo, quando ho visto la struttura del fronte e tutto quanto, ho detto, boh, il vento un po' sottovalutato inizialmente, poi realmente io ho preso paura quando ho visto la depressione, la sua traiettoria era un po' più vicina a noi e nel pomeriggio del lunedì, bon, beh, io ero in attesa lì del colpo di coda della perturbazione senza comprendere realmente. Poi soprattutto ho detto qua se ho fallito la previsione, cioè cosa accade domani, Ah, cioè sì. mi vedono veramente come uno che tende a esagerare la fenomenologia perché poi alla fine non succede niente, ma non succede niente e poi sono state prese delle decisioni, delle chiusure e così via. Allora c'è un po' questa... Poi quando è successo io sono rimasto comunque interdetto, allibito perché la natura ha avuto degli effetti molto più intensi e molto più, come dire, danneggianti di quanto Di quanto si pensassi. pensa.
E una delle paure nutrite dal territorio, nei giorni scorsi abbiamo parlato con diversi sindaci della Gordino, c'è un po' appunto il timore che eventi come Vaia possano ripetersi senza aspettare diciamo tantissimo tempo. Abbiamo avuto qui l'alluvione del 66 e Vaia nel 2018, c'è appunto la paura che possa riaccadere. Quanto quello che si è verificato è legato ai cambiamenti climatici, quanto si è trattato di una depressione? So che lei non ama poi fare previsioni a lungo termine perché le Assolutamente. previsioni si fanno a breve o brevissimo Ho già termine. delle difficoltà a 5 Esatto, giorni, esatto. figuriamoci. Allora si Però sono dimenticati altre piccole alluvioni. sì, Infatti, sì, preparando la serata odierna lì in cui vado a parlare un po' dell'estremizzazione del clima, mi è piaciuto vedere perché ho ritrovato delle slide che parlavano di un piccolo fenomeno alluvionale sì. 28-29 ottobre del 2008. Mm, È piovuto tantissimo, cioè le stesse date, non così tanto da poi avere un impatto particolare in quanto non ci sono stati venti e così via, sì, e sì, ovviamente guardando il territorio non ha subito tanti danni, anche se poi ci sono stati smottamenti, sì, sì. chiusure di strade e così via. Eh, Non lo so, cioè, anche perché non so quanto Vaia si iscrive in qualcosa che è un cambiamento Ok, climatico. ok. Grandissime tempeste si sono verificate anche in passato. Le due tempeste che hanno segnato la storia recente dell'Europa sono Lothar e Martin, Sì, nel nord Europa, Francia, Belgio, Svizzera, Germania. Muoiono più di 300 persone, i venti sono molto più intensi e lo schianto degli alberi, per fare un paragone, qui parliamo di 14 milioni di metri cubi di legna, sì, Lothar e Martin sono quasi 300 milioni di metri 300 cubi, milioni. quindi non sono 14, schianti enormi su grandi porzioni di territorio, dei venti medi molto più intensi e è vero che sono leggermente più frequenti e che tendono ad abbassarsi di latitudine. Erano tempeste che toccavano il nord Europa, oltre il 50° parallelo nord. Adesso vediamo che scendiamo e che ci ritroviamo con delle tempeste che sono circa 500-600 km più meridionali. Allora, per poter affermare questo, io direi che bisognerà aspettare la prossima tempesta, vedere quanto è capace di danneggiare, quanto potrà piovere. Noi siamo stati in questi giorni un po' fortunati in quanto la parte nord-occidentale dell'Italia è stata Sì, sì, interessata. esatto. All'interno di una perturbazione ci sono stati dei temporali autorigeneranti. Nell'Alessandrino sono caduti 450 mm di acqua in 6 ore. Sono delle cose che fanno riflettere, nel senso che comunque il territorio italiano, ma non soltanto italiano, dappertutto nel mondo, viene Dappertutto. bersagliato. Pensare che in meno di un mese fa l'Arabia Saudita ha conosciuto delle piogge torrenziali, il deserto è diventato un immenso lago, 10 giorni consecutivi di piogge torrenziali. Nello stesso tempo abbiamo delle temperature elevatissime un Esatto, po' dappertutto. In esatto. questo momento il Mediterraneo, al di fuori dello stretto di Gibilterra, ha delle temperature mediamente di 2-3, localmente 4 gradi sopra le medie. La fusione eccessiva dell'inlandsis della Groenlandia sta portando le acque periferiche alla Groenlandia a avere temperature molto basse rispetto alla media, però al di fuori della zona litorale della Groenlandia l'Atlantico Nord è direi l'80% più caldo di quanto dovrebbe essere, e la costa settentrionale dell'Islanda ha delle Sì, acque che sono circa 4 gradi sopra le medie. In questo momento guardavo questa cosa stamattina perché è fondamentale la circolazione autunnale, ha bisogno di avere, diciamo, sia la banchisa nella sua superficie media, sia delle acque, perché diciamo l'interconnessione fra idrosfera e atmosfera è molto molto importante. Se noi abbiamo un mare caldo, se manca la banchisa, oggi 24 ottobre, io ho il dato mm, di ieri, la banchisa dovrebbe fare più o meno 5 milioni e mezzo di chilometri quadri come superficie autunnale. In questo momento siamo
3 milioni e 200 Mm. mila chilometri quadri di deficit di banchisa. Quindi, no, allora noi in questo momento abbiamo 5.700 Sì, e dovrebbero essere quasi 9 quasi milioni. 9.000. Quindi mancano 3 milioni e mezzo quasi di chilometri quadri di banchisa e questo ha degli effetti a livello dei patterns, cioè vuol dire della circolazione globale a livello emisferico Certo, e abbiamo delle temperature anche elevatissime. qui sì, a Settembre è Belluno. stato a livello di minimi un record quasi assoluto per i dati recenti degli ultimi 70 anni. Ottobre si rivela essere un mese anormalmente caldo. Lo zero termico nei prossimi giorni risale oltre i 4.000 metri e per il momento non vediamo realmente delinearsi qualcosa che possa far pensare all'ingresso dell'autunno sulle nostre Ah, montagne. Qualcuno stamattina mi diceva che l'albero delle nocciole sta germogliando. ah, quindi Sì, punti punti interrogativi, cioè, interrogativi, e c'è certo, sempre certo. più energia comunque nei bassi strati. Poi quello che fa paura è che ehm, c'è una specie di accelerazione di tutti questi fenomeni perché è tutto collegato. Qualcuno mi ha detto, ma farà freddo lì da qui a 15 giorni? Sì, può fare freddo, nel senso Anche che perché i la cambiamenti sono configurazione... molto più repentini, Sì, anche sì, ma soprattutto quello che preoccupa è che questi livelli di temperature di settembre e di ottobre mantengono il Mediterraneo attorno all'Italia con dei sì, livelli termici. Il mare non si raffredda. Allora qualcuno mi chiedeva proprio ieri, ma cioè, se poi arriva una perturbazione, non è detto che una perturbazione per il fatto di arrivare sull'acqua calda, dopo c'è tutta la struttura stessa, però è ovvio che un mare più caldo, con dell'aria in questo momento più calda di quanto dovrebbe essere sull'Italia, se c'è un repentino cambiamento con l'ingresso di aria molto fredda e una sì, perturbazione che poi sosta per diversi giorni su di noi, ha degli effetti decisamente più virulenti di quanto non in condizioni in normali. condizioni normali. E poi ci sono tutte le ripercussioni anche sui ghiacciai, penso al Ah, caso della Marmolada. arretramento. Allora, noi pensavamo quest'anno, col mese di maggio molto freddo e molto nevoso in alta quota, cioè abbiamo avuto degli apporti di 2,5 metri, 3 metri di neve nell'unico mese di maggio, fra fine aprile e maggio. Quindi tutti hanno pensato che in realtà questo era una specie di benedizione per i ghiacciai e l'alta quota. In realtà così non è, nel senso che già ai primi di agosto i ghiacciai erano Erano scoperti scoperti. e mediamente, allora io non ho i dati adesso del Veneto, ma su un ghiacciaio dove vanno a sciare Valsenale, se sul il passo dello Stelvio, la lama di ghiaccio erosa per l'estate molto calda è fra i 2,5 metri e 3 metri di ghiaccio in meno. E io penso che sia più o meno la stessa cosa sui nostri Sui ghiacciai. nostri ghiacciai. Quindi ghiacciai che hanno sofferto. Poi c'è anche il problema che viene monitorato al centro Valanghe, il permafrost, il suolo Sì, sì, gelato in alta quota e ormai il digelo va sempre più in profondità. ho capito, ho capito. E tutte queste riflessioni, questi approfondimenti che ha portato avanti, mettono anche in evidenza l'importanza, di distinguere, del saper distinguere, delle informazioni relative alle previsioni meteo improvvisate da previsioni che sono invece S- professionali, che arrivano Sì, da fonti accreditate. Se si cerca in internet che tempo farà nei prossimi giorni, si trovano informazioni di tutti i tipi anche a lunghissimo termine, tipo da qua a 20 giorni. Lo ricordo, lei insiste spesso sul fatto che bisogna ragionare nel sì. giro di pochi giorni. Anche per la potenza di calcolo. I modelli Certo, sono proiezioni matematiche di una situazione iniziale, quindi in realtà poi in funzione di come andiamo a calibrare la situazione di partenza riusciamo a avere dei risultati diversi. Esistono quelle che sono le previsioni di ensemble, gli Ensemble Prediction Systems sono in funzione diciamo di calibrazione iniziale noi sì, riusciamo ad avere fino a 20 scenari diversi.
diversi. Per esempio, per il 1° novembre sulle Alpi, la zona di Belluno, per quanto riguarda la libera atmosfera, dove è molto più facile che non a fondovalle, nel Catino Mhm. Bellunese per esempio, tra 10 giorni io non sono in grado di capire di che cosa sarà fatta la temperatura e soprattutto che tempo avremo per il 1° novembre, e oggi siamo il 24, 4. quindi in realtà a 6-7 giorni è già un problema. Il ventaglio delle temperature nella libera atmosfera su Belluno a 1500 metri di quota vanno da un minimo di -3 a un massimo di più 12 gradi, vuol Mm. dire un ventaglio di 15 gradi. Qual è lo scenario che vado a scegliere? Ovviamente questi scenari corrispondono a delle probabilità, c'è quello più probabile che è il modello operativo, detto anche deterministico, Sì. poi ho la media di tutti gli scenari e poi ho gli estremi. Gli estremi sono meno probabili, quindi la -3 e la +12 sono scenari che sono all'estremità e che hanno la minore probabilità di verificarsi. Potrei anche prendere la media di tutti gli scenari e dire, beh, questa è più probabile. No, è la media di tutti gli scenari considerati, vuol dire 20, quindi diventa veramente impossibile. Io capisco la gente che vada a trovare la sua informazione perché entro 10 giorni bisogna pianificare il weekend, andiamo lì, andiamo al mare, andiamo a sciare. E poi sono molto dettagliate, cioè se uno va a cliccare sulla giornata Certo, a tutte le vede ore esatto con il tutte le ore. pittogramma, con la Esatto, quantità di esatto. pioggia e così via. Boh, non sono venuto con dei grafici, però fra quello che era previsto sulle Alpi, le prealpi occidentali del Veneto ieri e oggi, perché la perturbazione che scivola dalla Spagna verso il centro-sud Italia coinvolge la parte occidentale. Bon, beh, Mhm. ieri avevamo dei massimi dell'ordine di 15 mm, oggi, quindi dopo semplicemente 24 ore, la corsa delle zero del modello mi fa capire che rischia di piovere il doppio. Semplicemente per la posizione della depressione che è leggermente diversa, per il fatto che la periferia della depressione è un po' più instabile di quanto Sì. tutti questi parametri fanno sì che le cose cambiano, quindi una previsione a 10 giorni non ha senso. Poi la potenza di calcolo, cioè saremo in grado di avere dei modelli, allora quando poi io vedo, cioè molto più pertinenti, Mhm. ma non abbiamo oggi centri di calcolo abbastanza potenti, cioè pensare che il grande centro di Reading vicino a Londra forse si sposterà in Italia nella Big Data Valley Mm. a Bologna, bon, sarà il più potente in assoluto in questo momento in Europa, è quello di Tolosa, 65.000 processori collegati Collegati. con una potenza di calcolo di 1 milione di miliardi di operazioni al secondo per 6 ore di calcolo. E nonostante questo, dopo 3-4 giorni, questa potenza non è in grado di darmi lo stato atmosferico in un determinato luogo con precisione. Certo. I modelli che io conosco vanno fino a 15 giorni, 10 giorni per il modello europeo, 10 giorni per il modello globale francese Arpege, 15 giorni per il Global Forecast System che è il modello americano, quindi io mi sto chiedendo dove prendono i loro dati quelli che fanno previsione a 20 A 20 giorni, giorni. Certo, cioè come se certo. fosse pure invenzione. Poi avranno i loro modelli ma non hanno i calcolatori, quindi lì uno può farsi delle domande. Certo, certo. Concluderei l'intervista con una domanda un po' più leggera, se così vogliamo definirla. In condizioni normali, quindi diciamo non in situazioni come quelle delle giornate di un anno fa di Vaia, com'è la giornata tipica, la giornata tipo di un previsore? Si sveglia la mattina e Sì, come allora lavora? poi cerca di sentire il tempo. Io Mm? ho 40 km per andare al lavoro Sì? e quindi guardo il cielo, guardo le montagne, Sì? guardo gli animali, cioè mi Sì? faccio già una piccola idea. Arrivo al centro, mi guardo i modelli, quindi la lettura dei modelli mi prende generalmente 2 ore e mezza, 3 ore, dipende un po' dalla situazione. E poi penso alla redazione del bollettino per uscire in tempo. Quindi è diciamo, poi è un lavoro che per essere fatto
detto bene, e bene vuol dire non vuol dire non sbagliare, cioè perché Certo, non esiste certo, un previsore che non che sbaglia, non però sbaglia. se ha, diciamo, il rispetto dell'utenza, cioè perché comunque è una famiglia, cioè le persone mi telefonano per dirmi Thierry, guarda, cioè non è andata tanto bene la tua previsione ieri, e sono il primo mortificato, quindi cerco di migliorarla. Per fare le cose per bene, dopo la lettura del modello, un mio mentore mi aveva detto non dimenticarti di guardare il cielo, quindi io direi a Sì, metà mattinata vado ad assaggiare l'aria di nuovo e poi mi metto nella redazione del bollettino per cercare di renderlo chiaro, perché sembra facile, è un grosso problema la comunicazione. Se io certo, dovessi certo, parlare così a voce del tempo sarebbe molto più facile su un testo sintetico rendere l'idea di quello che io ho potuto vedere sui modelli e poi dopo il pomeriggio generalmente si ripensa alla previsione del giorno prima, quindi si fa una verifica per avere un feedback che è fondamentale, è la cosa per migliorare, cioè nel senso che ci sono previsioni ancora che sono delicate per me, lo sono perché io non ho ancora, diciamo, tutti gli elementi necessari a migliorare la previsione, quindi facendo in questo modo io ho una specie di roadbook che mi sì. consente la prossima volta che mi ritrovo con la stessa situazione di migliorare un po' rispetto alla volta precedente. E poi sì, guardo spesso le nuvole, cerco di capire un po' di più perché comunque rimane un mistero. Certo, C'è una grossa preparazione tecnica, ma dopo esperienza, sì, amare sì, quello che si fa e cercare di mettere un pizzico di passione in questo certo. E mi sembra mestiere. che questi elementi in lei Beh, ci siano tutti. non lo so, questo non tocca a me dirlo. E diceva che a 40 km di strada, che osserva il cielo, quindi mentre va al lavoro, il comportamento degli animali, anche Mm. quel comportamento degli animali è molto importante, Sì, cioè io ho notato che perché ho dei colleghi che sono apicoltori e le sì, api sì, cambiano completamente, mansuete se il tempo è stabile, sì, aggressive se c'è dell'instabilità. certo, E certo, sul loro territorio, boh, beh, se ogni tanto faccio, cioè dico in certe conferenze, io sono in cerca degli apicoltori della provincia di Belluno pur di sapere cosa farà su questo comune nella giornata estiva. ho Cioè, capito. vabbè, è uno scherzo, nel Sì, senso che però cioè, sono convinto che ci sono molti segni, cioè i nostri antenati, i nostri nonni, bisnonni avevano una connessione molto molto più stretta con la natura, erano in grado di leggere e di fare delle previsioni almeno per il giorno. Oggi ci siamo un po' distaccati e questo rende il nostro compito un po' più difficile perché ci certo. affidiamo alla modellistica quando poi se sappiamo guardare abbiamo delle risposte che sono immediate. Quindi bisogna mettere insieme tanti aspetti, Se tanti elementi e saperli connettere, appunto. per le situazioni meteo bisognerebbe, come si dice, cercare di sentire il rumore dell'atmosfera, come per i cambiamenti climatici. Stiamo vivendo realmente in questo momento l'inizio di una specie di tragedia nell'incoscienza assoluta, Mm, ma semplicemente perché non prestiamo attenzione alle cose. Cioè i cambiamenti hanno una specie, lo dicono i scienziati, di rumore. mm, Cerchiamo di sentire questo, è silenzioso ma è fondamentale. Fusione del permafrost, arretramento dei ghiacciai, estremizzazione degli eventi, anche dei semplici temporali, guardare cosa, gli effetti a livello territoriale, prestiamo attenzione a cosa sta accadendo. In realtà le persone che si stanno facendo delle interrogazioni non sono sentite, vivono una specie di sindrome di Cassandra, mm, sanno, ma c'è questa maledizione di non poter comunicare quello che sanno. Ma per disattenzione nostra, non è che certo. non sono in grado di farlo. E poi siamo inquinati da tante cose. Pensare che con questa giovane ragazza, Greta, in questo momento è venuta fuori l'informazione che ci sono stati 600 scienziati che hanno firmato per il negazionismo del cambiamento. Sì, sì. Bisogna stare attento perché questo è intossicazione. Le cose sono lì davanti a noi.
E diciamo questo percorso di sensibilizzazione che sembra essersi avviato anche dopo gli appelli lanciati da Greta Thunberg, è diciamo, una presa di consapevolezza abbastanza superficiale. Cosa ne Mm. pensa Sì, finora? trovo che è molto superficiale, non so se è un fatto di cultura. Già non siamo pronti a rinunciare a Ah, tutto quello che ci porta alla nostra nella società, modernità, quindi sì. vuol dire che oggi bisognerebbe cominciare a rinunciare, bisognerebbe evitare che gli aerei volino, bisognerebbe non più ricercare il benessere sistematico, bisognerebbe cominciare a pensare a tutti gli effetti che questo va a generare. E lì non c'è questo tipo di cultura, ma anche politicamente. Noi vogliamo che sia il mondo politico a essere responsabile, no, è ognuno di noi. Cioè, Sì. se le cose devono cambiare è la base, singolarmente tutti fare degli sforzi. Se non ce li facciamo, ci prepariamo delle situazioni drammatiche perché le persone sono rimaste allibite, sono rimaste, come dire, impaurite dopo Vaia. Quante persone telefonano per dire ma cioè, spero che non accada più, cioè, se non facciamo niente, cioè Vaia è Mm, semplicemente un un allertamento, avvertimento. sia un avvertimento, cioè, poi vediamo, cioè, magari Mm, siamo tranquilli per 20 anni, però cioè, io che faccio della previsione vedo i modelli che cambiano, vedo molta più dinamica, vedo degli eventi molto brevi, molto intensi e decisamente più frequenti rispetto soltanto a 10 anni fa, non parliamo di 20, 30, 40 anni fa. Ogni estate andiamo a battere dei record di pioggia su 5, 10, 15 minuti. E se continuiamo così vuol dire che comunque nelle prossime estate i temporali saranno ancora un po' più violenti di quanto non lo sono adesso. E lì questo può generare comunque della preoccupazione. Ho il vantaggio di lavorare in un campo che vedo evolvere, cioè sì. non posso chiedere a tutti gli altri di avere questo tipo di percezione, di sensibilità, allora forse bisognerebbe cominciare a passare nelle scuole, informare i giovani, perché stranamente i giovani sono molto più sensibili a questa cosa, ma quando dico giovani, ragazzi e ragazze di 12, 14 14 anni, anni. anche 10 anni, che cominciano a preoccuparsi, che accusano gli adulti di oggi di non aver fatto niente, di essere stati nell'immobilismo totale per 40 anni, perché queste cose le sappiamo, io direi da quasi 50 anni, dagli anni 70. Certo. Quindi, e non abbiamo fatto niente perché poi tutto sembrava molto lontano. E oggi capiamo che no, si tratta veramente di problemi che sono alle nostre porte. Quindi non rimandare a domani quello che si può fare oggi, in buona Sì, è che sostanza. la cosa è Mm, che io ho sentito una frase che mi ha stupito in una conferenza ambientale. C'è una signora che ha detto, ah ma saremo salvati dalla provvidenza. L'ho guardato e ho detto, ma lei si rende conto che la provvidenza è lei stessa e tutti gli altri? E che in realtà non si comporta come se avesse capito la cosa, perché non certo. si comporta come provvidenza per poter andare verso una salvezza. E poi sì, come ho detto, il rumore di fondo che è legato al degrado della biodiversità, al degrado della vita, al degrado della qualità delle acque, all'atmosfera che comunque tende a estremizzarsi. Tutte queste cose messe assieme devono essere dei segnali da prendere sul serio. E deve farlo ciascuno di noi, come Sì, diceva, responsabilità individuale che poi diventa collettiva nel momento in cui si agisce esatto. tutti pensando a diciamo, un pochino più al di là Sì, del proprio sì. io personale, Mm. del È momento, un discorso molto, molto difficile certo, che richiede anche una specie che poi riguarda un di, po' tutti gli di ambiti, non solo quello dei densità, perché cambiamenti poi io dovrei climatici. non soltanto dirlo così, dovrei Mm, metterci il cuore. sì. E forse è la cosa più delicata, cioè io mi trovo bene davanti ai modelli a fare la previsione, poi dovrò imparare a comunicare anche, diciamo, questa mia angoscia, ma lì devo essere io stesso più convinto e metterci il cuore.
Bene, va bene. Intanto mi sembra che qui ne abbia messo un po' di cuore. Sì, Io l'ho sì, no, percepito, boh, poi... l'importante è questo. Ok, Allora la ringrazio, le auguro buon lavoro perché so che ha delle giornate, delle settimane super impegnative e infatti, quindi questa buon qua lo lavoro. è. Ok, grazie dell'intervista e poi di avermi accolto qua. Grazie mille, grazie ancora a Thierry Robert Luciani, previsore del Centro Valanghe di Arabba e Arpa Veneto, grazie ancora per la disponibilità e per le preziose riflessioni che ha avviato e che ci ha portato. Grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo appuntamento, arrivederci, buona giornata.